quest'anno è il centenario appunto della morte del maestro Campiani. Io dirigo il conservatorio che è intitolato a suo nome, quindi il conservatorio non poteva tirarsi totalmente indietro e cercava appunto un modo bello, efficace per celebrarlo nel migliore dei modi. A questo punto abbiamo colto davvero l'occasione e la proposta molto accattivante dell'Associazione Pomponazzo e abbiamo organizzato appunto questo concerto di questa sera, che davvero è un omaggio, direi, molto importante per il maestro appunto Lucio Campiani. Una serata molto importante, una serata che testimonia che l'orchestra del conservatorio continua la sua attività, un sogno che continua. Speriamo appunto di essere ancora presenti nel territorio. Siamo davvero contenti e ringraziamo l'Associazione Pomponazzo per averci dato questa possibilità. Siamo molto contenti che il maestro Salvatore Spanò, direttore del Conservatorio, ci abbia sostenuto, abbia creduto in questo nostro progetto e quindi si è avviata e sta per concludersi per il momento la collaborazione appunto col Conservatorio nella realizzazione di questo concerto per Campiani. Abbiamo avuto a disposizione la nuova orchestra del Conservatorio, composta in gran parte da studenti del Conservatorio stesso, da docenti, e quindi un'orchestra imponente, e con noi stanno collaborando altri 2 cori, quindi oltre alla Scuola Pomponazzo nel concerto saranno presenti anche il coro civico Boni di Viadana e il coro Studiantina di Casalmaggiore. Naturalmente un particolare ringraziamento anche al maestro Marino Cavalca, che dirigerà il concerto e che ha operato la trascrizione del Kyrie appunto dal maestro Cavalca e da Michele Mazzocchi per questo concerto.